Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti, Primavera Caranese 2026 e siamo in compagnia di due carissimi ospiti, un volontario graditissimo e il presidente della Proloco Giuseppe Spagnol. Ciao Luigi. Presidente della Proloco di Cairano. Giuseppe, è un piacere averti qui, naturalmente grazie dell'invito che ci hai dato. Questa sera si inizia con una serata particolare, ma dopo ne parleremo. Sì. Grande evento, grande festa, tante cose da dire. Partiamo con la nostra Primavera Cairanese, da anni che la facciamo, questa sera è una serata particolare dove ci sarà il gruppo dei segnali caotici che la vorremmo dedicare a un nostro grandissimo amico, però lo vorremmo fare col divertimento, come piaceva a lui, come lui voleva farla. E la nostra festa proseguirà fino al 3 maggio, la prossima settimana. Naturalmente avremo le serate di musica, di divertimento, le serate a tema, la biciclettata, ce n'è per tutti i gusti. Esatto. Dobbiamo solo ringraziare il volontariato. Qua purtroppo è un lavoro di squadra, io dico sempre che un presidente da solo non fa nulla, se non ha i collaboratori giusti e le persone giuste. È quello che cerchiamo di dare un insegnamento anche ai giovani, di dare una mano al prossimo, perché è quello che facciamo noi. Queste nuove normative che stanno uscendo stanno veramente uccidendo il volontariato qui. Quest'anno staremo attenti di come comportarci. Ho già sentito tante altre piccole realtà che purtroppo dovranno chiudere, perché non è che possiamo, il nostro è un lavoro di volontariato. Quindi loro devono pagare come volontariato, muoviamo il nostro commercio, muoviamo la gente, muoviamo anche un'economia, quindi trovo assurdo che venga ripagato sul volontariato. Serata dedicata al nostro caro amico Mario, Sì. con tante serate tipiche. Sì, le serate tipiche avremo il 1° maggio con la biciclettata solita cairanese, poi alla sera avremo la tombola e una serata dedicata al divertimento con i comici. Il 2 maggio di sabato sera avremo la serata a tema degli asparagi e poi chiuderemo la domenica col pranzo del calcio cairano e un'altra camminata per il paese. E quindi avete capito benissimo, vi aspettiamo qui a Cairano San Marco con Giuseppe e tutti i suoi amici volontari e giovani volontari. La festa della Primavera Cairanese è appena iniziata, fino al 3 maggio avete tempo di venire qui in zona impianti sportivi per degustare degli ottimi piatti tipici, delle serate a tema, fare tantissime camminate e perché no, bere anche un buon boccale di birra come questa sera o un buon calice di vino bianco negli OCG. Quindi noi vi aspettiamo qui a Cairano San Marco fino al 3 maggio e intanto io e Giuseppe con Sandro andiamo a degustare un ottimo stinco. Quindi buona serata a tutti E grazie a tutti. Grazie Mario. Grazie.